Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, la rassegna stampa, e l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà, ma io sono solo un accompagnatore, in realtà una spalla della padrona di casa che è la nostra Laura Ravetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti gli ascoltatori liberi, siamo liberi anche a noi fino a che la consulta ce lo permetterà. Scusami la battuta, ma dopo che ho visto la sentenza sulle due mamme, che sono meglio di una, sono rimasta un po' scioccata, ecco. Ma pensa, addirittura abbiamo scoperto che due donne possono mettere al mondo un figlio. Io onestamente non sono del ramo, sapevo che... Sì, ma due donne possono farlo e una no. Cioè questa No. è la cosa incredibile di questa sentenza che, guarda, arrivo a dirti neanche politica, ma partitica. Cioè tu sai che io sono una liberale e figurati, a me uno può innamorarsi di chi vuole, sposarsi magari no, però può andare a convivere con chi vuole, quindi se due donne si amano, viva Dio, come se due uomini si amano, non c'è problema. Però un bambino ha diritto ad avere un madre e un padre, no? Giusto? Una madre e un padre. Quindi nel momento in cui ci stai dicendo che ha due mamme, stai un po' variando sul tema. E soprattutto, cos'è? È il numero magico, il 2, Antonino? Allora se vale per due mamme dovrebbe valere anche per una. Invece incredibilmente abbiamo avuto una sentenza che ha detto che due mamme possono ricorrere alla procreazione assistita e verranno riconosciute come due mamme di quel bambino. Ma se una donna single da sola vuole ricorrere alla procreazione assistita, lei non potrà essere riconosciuta come mamma. Ma allora chiariamoci, cos'è il numero 2? La cosa che conta? No, ma poi c'è anche un altro fatto. Quante donne single vorrebbero adottare un bambino anziché dare soldi a tutto il settore che campa su questo? Quante donne vorrebbero adottare un bambino e siccome sono single non lo possono fare? Perché questo è un tema no? delicato, tu sai che io feci una proposta di legge per l'adozione dei single e poi mi sono dovuta fermare perché purtroppo che cosa succede? Succede che poi la prendono in mano le associazioni LGBTQ, eccetera, e ti dicono, no, allora ok, allora la utilizziamo per le coppie omosessuali. E allora lì poi c'è il tema che si scontra col fatto che noi riteniamo che un bambino debba crescere con una mamma e un papà. E quindi io mi sono dovuta anche fermare di fronte a questo, però trovo incredibile che la consulta arrivi a dire che due donne possono fare la procreazione assistita e una donna no. Cioè allora se tu consulta sei così ideologica che pensi che la famiglia non siano una madre e un padre e ritieni che un bambino non abbia diritto a un madre e un padre ma può avere anche due mamme o due papà, però allora deve poterne avere anche una mamma o un papà, giusto? Quindi sembra proprio una sentenza fatta ad hoc per le coppie omosessuali. Allora io non ho niente, ognuno fa quello che vuole della sua vita sessuale, però non venitemi a raccontare che facciamo queste pronunce per i bambini, perché queste pronunce le facciamo per gli adulti. Qua l'interesse del bambino non gliene frega niente a nessuno. E ti sei beccato pure i clacson di Roma. Ecco, a posto. Il punto è però che io ho qui un autorevole parere che voglio sottoporti, perché niente po' di meno che il mitico professor Barbera, e voglio dire sul suo manuale di costituzionale ci abbiamo passato le nottate anche noi, e praticamente lui è stato sentito stamattina dalla Repubblica, sai che è un ex presidente della Corte Costituzionale, e lui però stamattina ha detto una serie di cose a proposito appunto della sentenza sulle due mamme. Vediamo se riesco a recuperarla, perché naturalmente non c'è solo questo, ma chiaramente vediamo se riesco a recuperarla. Vediamo un po'. No, non riesco a recuperarla. Vabbè, poi mentre parli la recuperiamo. Durante la trasmissione ne parliamo perché sicuramente questo è un tema che interessa e sono certa che su questo ci potranno scrivere o fare commenti, no? Su che cosa ne pensa l'elettorato. Sì, a voglia. Pagina, eccolo qua, l'ho trovato, non era sulla Repubblica ma sul Corriere.
Ecco, allora ti leggo qua il titolo del professor Barbera. Figli con due mamme, la Corte ha tutelato i minori, errate altre interpretazioni. Sì. Vado avanti. La destra teme che sia una breccia verso l'utero in affitto, non lo è? Assolutamente no, non è stato legittimato No, nemmeno un diritto a procreare comunque. Rimane no. illecito sia il ricorso alla fecondazione eterologa da parte di coppie dello stesso sesso, prevista dalla legge 40, sia la gestazione per altri, contro la quale peraltro la Corte in questi anni ha usato parole taglienti. E ancora, Salvini parla di sentenza politica perché dice lede il diritto del bimbo a venire al mondo con una mamma e un papà. Sbaglia pure lui, a sto punto sbaglia anche Laura Ravetto? Risposta, risposta, sì, perché il punto è che non si può disconoscere il diritto dei minori all'inserimento in una comunità di affetti. Le convenzioni internazionali impongono di seguire the best interest del bimbo. E quale può esserlo più di essere accudito dalla nascita da una coppia che ha condiviso, persino violando la legge, la decisione di farlo Certo, venire al mondo? E ora certo. il Parlamento quale strada deve intraprendere? Per un legislatore meno indolente c'è spazio per intraprendere entrambe le vie. Può inasprire il divieto, la maggioranza l'ha già fatta approvando il reato universale per il cosiddetto utero in affitto, ma può anche allentarlo. Prego. Ma allora, Barbera è un giurista come me e più preparato di me e sa benissimo che all'inizio dice una cosa che non regge. E cioè lui dice non è una breccia l'utero in affitto, non è una breccia, ma come fai a dire una cosa così? Io domani da avvocato sarei capacissima e vincerei la causa di tutelare due donne che ricorrono all'utero in affitto, che sono entrambe, si considerano madri di un bambino fatta da una delle due con l'utero in affitto, e loro avranno buon gioco a dire io non ho capito perché due madri che hanno ricorso alla procreazione medica assistita possono essere riconosciute come due madri e noi che abbiamo fatto l'utero in affitto no. È chiaro che ci sarebbe un trattamento di inuguaglianza, no? È ovvio. Quindi in realtà questa è proprio una sentenza che apre molto la breccia a questo. E dov'è la violazione del diritto del bambino? La violazione del diritto del bambino è che non saprà mai chi sono i padri. Questa è la Appunto. verità. E attenzione, aprirà una breccia anche per due padri. Perché voi mi dovete spiegare perché due mamme sì e due papà no. Domani due padri ricorreranno all'utero in affitto e diranno ma scusami, è il mio figlio e invece non ha il diritto a inserimento sociale? Ce l'ha solo quello che ha due mamme? Quello che ha due papà no? Quindi insomma Barbera con tutto il rispetto sono certa che sa benissimo che questo è l'inizio di una cosa su cui ci pentiremo tra 10 anni, si faranno i passi indietro, i giudici torneranno indietro, si metteranno dei paletti, però intanto ci arriveremo tardi, ma ci arriveremo. Io guarda, figurati secondo me, no? Io non puoi pensare che sia una persona priva di cuore. Se un bambino si trova in una situazione dove ha due mamme, io non è che pretendo che il bambino ne chiami una mamma e l'altra Caterina, ok? Beh, Non sono certo. sciocca. Il tema è il riconoscimento sociale di quel nucleo familiare e quindi tutto quello che ne comporta. Nel momento in cui tu riconosci che due mamme sono assimilabili al concetto di famiglia che abbiamo noi, questo dovrai riconoscerlo per tutti, per due papà e ti dico di più, domani anche per tre, anche per quattro, perché visto che alcuni mi dicono ma sai, due mamme perché se ne muore una c'è l'altra che accudisce il figlio, ma allora facciamone quattro, così ne abbiamo tre di riserva. Cioè è una situazione per me veramente che tutto ha meno che il punto di vista del bambino. Decisamente. Senti, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 340 670 9659 se volete intervenire attraverso il WhatsApp che dir vogliasi e 029294 7222 se volete invece intervenire per telefono, il telefono è Savasandir aperto e potete chiamare tranquillamente. Senti Laura, in tutto questo, mentre appunto si dibatte di due mamme e di due papà, c'è anche un dibattito che francamente mi ha lasciato un po' esterrefatto qui su Repubblica. Se lei uccide lei è un femminicidio? Dibattito tra avvocate, filosofe, operatrici, attiviste delle associazioni antiviolenza. Dipende dalla definizione che ne diamo. No, il termine è improprio, si tratta di intimate private violence, ma anche nelle relazioni tra persone dello stesso sesso possono esserci logiche patriarcali.
Allora, cosa scrive la collega Viola Giannoli su Repubblica? Il femminicidio non è qualsiasi omicidio in cui la vittima è una donna morta ad esempio accidentalmente durante una rapina o investita involontariamente da un'auto. Non indica il sesso della morta, diceva Michela Murgia, indica il perché. E dunque il femminicidio è l'omicidio in cui la donna viene uccisa da un uomo in quanto donna in relazione alla sua posizione di genere come atto di discriminazione o odio per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, una forma estrema di violenza di genere contro le donne. Ma se a morire è una donna uccisa da un'altra donna all'interno di una relazione sentimentale, come nel caso di Daniela Strazzullo, colpita da uno sparo esploso dalla sua compagna Ilaria Capezzuto, si può parlare di femminicidio oppure no? E perché? Però prima di questo c'è una telefonata, Laura. Se vuoi la prendiamo. Vai, assolutamente. Pronto? Vai. Chi è là? Pronto? Soltanto un attimo che la sto collegando. Sì, grazie. Hello? Still waiting for you. Oh! Is anybody in there? È Qua caduta mi la sta... linea. vabbè, Adesso la niente. ricollego. Allora, visto Ritenta. che è caduta la linea, Antonino, mi permetto, visto che mentre Prego. parlavo si è affacciata una signora che sta in questo quartiere romano molto di sinistra. Signora, lei in diretta radio vuole salutare? Sì, mi ha riconosciuta e mi ha detto che lei qua fa politica. Saluta i nostri della radio? Che radio è? È Radio Libertà, è il radio del mio partito. Saluti signora, come si chiama? Morelli Margherita. Margherita, grazie di avermi riconosciuta e grazie di sostenerci. No, però... Aspetta, senti, prima mi faccia finire la trasmissione e poi vengo a chiacchierare. Assolutamente, torno, visto perché la signora mi ha L'ascoltatore sentito in parlare attesa. di consulta. E Ecco. quindi, l'ascoltatore c'è? Bene, allora, sentiamo l'ascoltatore se c'è. Pronto? Ciao, sono Nando da Pioltello. Ciao, Nando. Ma Ciao, guarda, intanto se una donna vuol fare un figlio è un po' difficile impedirglielo, questo è un dato di fatto, però bisogna fare qualche domanda seria se queste donne siano in grado di allevarlo un figlio, perché ci sono donne che diventano lesbiche perché odiano gli uomini. Ci sono donne che hanno degli atteggiamenti un po' strani, no? Come quella del partito di Bibbiano, aveva avuto un affidamento una bambina, l'ha scaricata in mezzo alla strada di campagna perché le giravano le ovaie e l'ha piantata lì, no? C'è anche la registrazione presentata agli atti del processo. All'elementare, nella classe di fianco alla mia, c'era una Virago Zitella sulla cinquantina che aveva l'unica classe ti fermo subito, però usiamo una terminologia un po' più meno, no? Perché Virago, Zitella, cioè come se io dicessi di un uomo malato di sesso. Sì, va bene, No, va bene, ci sono donne che hanno dei problemi. Sì, ma usiamo solo un linguaggio, ci sono donne che hanno dei problemi, ci sono uomini che hanno dei problemi. Per carità, scusa, non volevo interromperti, usiamo solo un linguaggio un po' più tranquillo, però sì, ti prego, ti spiego la situazione. La mia scuola, come tutte le scuole nel 1971, era una scuola di classe mista, no? Questo era in urto continuo col preside perché si rifiutava di ammettere bambini maschi nella sua classe. E visto era una tipa molto mascolina, la descrizione che ho fatto non era gratuita, eccetera, eccetera, visto che tampinava altri insegnanti, Zetel, come la mia maestra, eccetera, mi chiedo perché mai questa odiasse così tanto i bambini maschi e non volerli a scuola. Se passi qua a Pioltello il sabato mattina vedrai ogni volta c'è un volantinaggio, che siano i testimoni di Geova, un partito politico, una pubblicità, c'è una ragazza molto mascolina che se le dà il volantino una donna lo prende, attacca bottone, ma se solo le si avvicina un uomo le crisi isteriche si mette a urlare e a insultarlo. Quindi vorrei capire fino a che punto alcune di queste donne siano in grado di fare le madri. Ce ne sono altre che magari sono più tranquille, ma sono quelle anche molto instabili. Sentivo un'intervista a una giornalista Mediaset che è stata per 20 anni lesbica, tabagista e bulimica, poi ho capito che i problemi dipendevano dal fatto che non aveva avuto abbastanza affetto nell'infanzia e queste relazioni omosessuali continuavano a cadere, a ribaltarsi, perché un po' una faceva la figlia e l'altra la madre, poi l'altra faceva la madre e lei la figlia, e a quel punto
litigavano e tutti i problemi psicologici dell'infanzia si rappresentavano nella loro relazione di coppia. Quindi vorrei capire se queste donne avevano davvero la possibilità di educare un bambino. Ciao. Sì, ciao. Laura. Allora, sì, l'intervento lo colgo, però posso dire una cosa. Io vorrei capire allora se hanno possibilità di educare delle coppie dove poi si scopre che l'uomo ammazza la moglie. È chiaro che, voglio dire, i problemi ci sono indipendentemente dagli orientamenti sessuali. Io non credo sia questo il punto. Cioè, non è che perché due sono omosessuali sono più o meno brave a educare rispetto a due eterosessuali. Dipende caso per caso. Il mio tema è un altro. Il tema è: vogliamo che dei bambini crescano con l'idea di famiglia in cui il maschio è assente? Io no. Ecco, se questa è la provocazione sono d'accordo con te, io no. Cioè, io credo, ripeto, che un bambino abbia diritto alla figura paterna e materna, vale lo stesso per due coppie di uomini. Credo che il bambino possa crescere avendo la figura materna assente? No, per me no. Per me ci deve essere la figura paterna e la figura materna, e questo è fondamentale nella crescita e nello sviluppo del bambino. Questo è il mio punto. Poi le situazioni patologiche ci sono in qualunque tipo di coppia, omosessuale o no. Non so se Antonino è d'accordo. No, sono d'accordo. Poi non capisco, secondo me certe inclinazioni si hanno proprio per nascita. Però posso dire che mi è stato raccontato di un personaggio molto potente della Prima Repubblica, del quale si diceva fosse diventato omosessuale a causa di un possente rifiuto oppostogli in gioventù dalla donna per la quale egli spasimava. Ma questa cosa, francamente, io non ci ho mai creduto. Detto ciò, c'è un'altra telefonata, Laura, se la vuoi. Ma poi qua il tema non è l'omosessualità, scusate, Appunto. io le coppie gay va benissimo, dov'è il problema? Qua non è il tema degli adulti e dei loro orientamenti sessuali, qua è come vogliamo che venga cresciuto un bambino. Noi riteniamo che un bambino debba essere cresciuto col diritto di sapere chi è il padre e chi è la madre, perché una madre ci sarà sempre, un padre ci sarà sempre, cioè ci saranno sempre, non è che li puoi annullare. Allora noi riteniamo che abbia diritto a sapere chi sono e a crescere con loro, punto. Esattamente. Prendiamo l'altra telefonata. Pronto, chi è là? Vai. Sì, pronto, buongiorno, sono Marco, chiamo di Ciao Milano. Marco. Un caro saluto all'onorevole Ravetto. Ciao Marco. Se mi è permesso, buongiorno, se mi è permesso, io volevo spostare un po' il focus e volevo chiedere all'onorevole Ravetto, che io stimo molto, se al di là del discorso abbastanza datato sui diritti, ecco, io credo che basti guardare a paesi molto più progrediti del nostro, come la Francia o come la Germania, per renderci conto che indipendentemente da tutto, sia in Francia che in Germania, che in Belgio, che in Austria, va bene, non solo vi è un pieno riconoscimento perfino alle famiglie monoparentali, ma sono stabiliti per legge anche dei sussidi per le famiglie monoparentali che prevedono assegni, va bene, che vengono dati o al figlio in modo diretto o alla madre, perché anche la madre o anche il padre, se si trovano in circostanze della vita che nessuno di noi può o deve giudicare, a me non interessa se uno sia etero e poi divorzi oppure sia un omosessuale e decida di crescere da solo un figlio dandogli magari quell'amore e quell'esempio che non esiste in molte famiglie etero. Quello che però io constato è che negli altri paesi d'Europa più progrediti esiste fin dal 2007 una politica seria che non cambia mai d'orientamento per il sostegno delle famiglie e che per esempio anche monoparentali o monogenitoriali, che dir si voglia, che prevedono, come per il caso dell'Austria o della Germania, assegni alla madre o al padre, va bene, al primo, al secondo, al terzo, al quarto figlio si parla di 250 euro minimo, va bene, garantiti per legge da un mese di vita ai 18 anni di vita, con sgravi fiscali per esempio l'asilo nido, ma non solo, contributi diretti anche per l'asilo nido, per l'asilo, per la scuola materna, perfino per l'università, se il figlio è comunque meritevole, mentre da noi i vari governi se la cavano sempre se va bene con delle politiche una tantum, vedi per esempio non so,
il bonus bebè, come se il problema di una famiglia etero, gay, monoparentale, pluriparentale, che sia quello che vuoi, sia comprare, non so, insomma, dei pannolini per il bebè. In Italia, paese retrogrado dal punto di vista del welfare, va bene, dove si buttano soldi per delle cose che non hanno senso e si ciancia e si parla del diritto del minore, si dimentica che il primo diritto di un minore è quello di crescere comunque con delle tutele che gli altri stati prevedono, cioè ma se l'Austria decide di spendere 7 miliardi di euro all'anno per dare sostegno ai bambini piccoli, va bene, io non ho capito perché nel nostro paese cambiano i colori dei vari governi, ma non si fa nulla per la famiglia, non si fa nulla per i figli, e c'è questo dialogo ormai vecchio che non interessa più a nessuno di diritti dei minori. Il primo diritto di un minore è di avere delle certezze anche reddituali, va bene, e di poter, come dire, partire sullo stesso piano degli altri figli molto più fortunati perché hanno magari genitori con un reddito molto più alto. Da noi questo non accade, e però c'è la foglia di fico del bambino che se cresce nella famiglia monoparentale sembra che abbia molti più vulnus mentali di uno che invece cresce in una famiglia di etero magari disgraziati. Ce ne conosciamo tutti molti. Ecco, francamente quello che mi piacerebbe è una politica molto più sana, molto più snella, molto più attenta ai bisogni del welfare, e oggi ce n'è sempre di più. Grazie. Sì, allora, A te, Laura. Io sul monoparentale, l'ho detto prima, forse Marco non mi ha sentita, penso di essere l'unica deputata di tutto il centrodestra che mai nella vita ha presentato una PDL, una proposta di legge per l'adozione dei single, quindi con me sul monoparentale sfonda una porta aperta, anche perché, ad esempio, segnalo che nella nostra legislazione i single possono già adottare i bambini che hanno dei problemi magari di natura così sanitaria, e questo io lo trovo vergognoso, perché è come dire che ci sono bambini di serie A e bambini di serie B, e i bambini di serie B li possono adottare i single, cioè bambini di serie A e di serie B, e io lo ritengo uno schifo. Quindi si figuri se non ho bene in mente il concetto di famiglia monoparentale se ho fatto una proposta di questo tipo, proposta che, ripeto, non riesco a portare avanti perché non ci sarebbe la numerica necessaria con questo governo, ma non c'è stata neanche con i governi di sinistra, non pensate, perché anche nei governi di sinistra si ha molta resistenza sui nuclei monoparentali. Io perché non ho resistenza sui nuclei monoparentali? Perché lì non hai cancellato una mamma o un papà, lì ci sono, solo che magari c'è un affidamento prevalente su uno dei due genitori, quindi è una cosa molto diversa, per cui io mi trovo d'accordo, però trovo uno che sia molto ingeneroso dire che questo è un governo che non ha fatto niente, perché sai, prima di arrivare ai nuclei monoparentali si deve perlomeno arrivare alle famiglie non c'era mai arrivato nessuno, noi ci siamo arrivati e abbiamo stanziato parecchi soldi, quel bonus che tu liquidi con un po' di sufficienza è una cosa per molte famiglie determinante. E perché siamo stati costretti a fare il bonus e non una misura strutturale? Perché le precedenti misure strutturali che avevamo fatto, vedi l'assegno unico familiare, la Commissione europea le ha messe in discussione. Ha detto che non erano fatte correttamente perché bisognava estenderle a tutti quanti, non si potevano escludere gli immigrati che vivono da poco sul nostro territorio, perché poi il problema è sempre quello. Quando fai misure di welfare e tu vorresti magari riuscire a destinarle alle persone che vivono sul nostro territorio da molti anni, alle famiglie italiane o anche quelle di seconda generazione che però sono qua da parecchio, contribuiscono lavorativamente, poi c'è sempre una corte che ti dice no, le famiglie sono tutte uguali, quindi se tu fai sta roba la devi riconoscere a chiunque, anche chi magari è da 6 mesi sul tuo territorio. Capisci che diventa insostenibile per i governi fare delle politiche di welfare che abbiano una platea così ampia. E trovo anche ingeneroso quando si dice smettiamola di parlare dei diritti dei bambini. No,
dobbiamo sempre partire dai diritti dei bambini, perché qua ci stiamo un po' confondendo. Abbiamo bene in mente i diritti degli adulti, il diritto giustamente ad amare chi vuoi, il diritto a sentirti padre, il diritto alla paternità, il diritto alla maternità. Non sono diritti alla paternità e alla maternità, non esiste il diritto alla paternità e alla maternità, esiste il diritto del bambino ad avere dei genitori, è una cosa diversa. E su questo la giurisprudenza anche di solito è sempre stata molto chiara. Invertire il trend, cioè far prevalere le esigenze, le legittime, diciamolo, legittime aspettative degli adulti, la legittima aspettativa di un soggetto di essere madre o padre, mi ci metto pure io, ovviamente, ma è una legittima aspettativa, il diritto del bambino e deve prevalere. Ti chiedo 10 secondi di pausa e torniamo tra poco. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Rieccoci, ci siamo? Sì, certo. Sì. Allora, le 15:30 minuti e 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Laura Ravetto. E Laura, appunto, sì, mi sembra che qua ogni volta gli altri sempre bravi, gli italiani sempre sempre schifo, sempre qua, Esatto. sempre là. Capisco che l'erba del vicino è sempre più verde, è altrettanto vero che per avere una certa erba verde devi avere i conti e il debito pubblico sistemati in un certo modo. La Francia cerca di fare ancora quel welfare, diciamo così, quasi totale sulla vita delle persone, ma non riesce più a permetterselo. La Francia, con questo tipo di welfare, il cosiddetto modello francese, non ce la fa più con i conti. È facile dire, però in Svezia, la mitica Svezia. Sì, la mitica Svezia. Sono 4 gatti nella mitica Svezia. Appunto, a parte il fatto che per quanto tu possa essere mitico, c'hai anche il problema adesso delle baby gang e dell'Iran che li assolve e che li assolda per andare a fare gli attentati contro gli obiettivi ebraici. Questo, per esempio, non si racconta della mitica Svezia. Insomma, diciamo che voglio dire, è molto facile fare gli italiani che dicono vabbè, il nostro paese fa cacare a prescindere, però guardate che non è che gli altri sono tutti i primi della classe come spesso si raccontano e come spesso noi li vediamo, perché in Italia siamo molto bravi. Che poi non significa, scusa se ti interrompo, come diceva Marco, aspirare a un certo sistema, perché sicuramente il welfare familiare francese, come era stato configurato, è una cosa molto interessante, no? Penso per esempio all'assistenza che addirittura danno alla crescita del bambino con dei supporti che ti vengono in casa, però anche loro di fronte all'immigrazione si sono dovuti fermare, perché poi quando tu vedi che a far figli sono per lo più gli immigrati, e immigrati che non sono stabilmente nei territori, diventa difficile dire alle persone con le tue tasse e le tasse del tuo lavoro io pago diciamo l'assistenza dei bambini di persone che magari non hanno neanche preso la cittadinanza. Diventa complicato, ecco. Certo, e la soluzione non è todos caballeros come qualcuno vorrebbe fare riducendo i tempi per la cittadinanza a 5 anni. Questi sono solo giochini per cercare di avere qualche pugno di elettori in più, ma dovrebbero anche capire quelli che fanno sti giochini, che magari quel pugno di elettori in più si fa il partito per i fatti suoi e voi altri poi vi attaccate al tram, ma questo è un altro paio di maniche. Allora, cara Laura, stavamo dicendo appunto di questo femminicidio, il caso appunto di Daniela Strazzullo che è stata colpita da uno sparo esploso dalla sua compagna Ilaria Capezzuto. In questi casi si può parlare di femminicidio oppure no? E perché? Perché per esempio, secondo Milli Virgilio, avvocatessa del Foro di Bologna impegnata da anni nella difesa legale delle donne colpite da violenza, dipende dalla definizione che si dà di femminicidio.
Se adottiamo quella della commissione parlamentare sui femminicidi, ad esempio, allora no, non è femminicidio, perché l'autore della violenza è identificato come uomo. Se consideriamo che quel che conta è un motivo di genere, il contesto nel quale l'omicidio matura, la disparità di potere, se una delle due era più forte vincolava l'altra, se c'erano precedenti episodi di violenza, allora sì, anche quello di Napoli potrebbe essere un femminicidio. Scusami, io sento un forte un forte raspare di unghie sui vetri. Femminicidio è, mo ci vuole come Boscov, rigore è quando arbitro fischia. Femminicidio è quando rapporto amoroso c'è, non importa se siete un uomo e una donna o due donne. Ecco, allora io devo dirti questo, no? A parte il fatto che la tragedia in sé, no? Noi facciamo speculazione giuridica, è ovvio che abbiamo massimo rispetto per la vittima, però qua effettivamente il tema giuridico c'è e possiamo in qualche modo farci complimenti io e te, perché non so se ti ricorderai, ma 2 puntate fa, mi pare, io feci la proposta in radio, dissi guardate che secondo me non solo il reato di femminicidio regge poco, ma bisognerebbe farlo aggravante, tant'è che io ho fatto una proposta di legge come aggravante, perché il reato in sé non regge, perché comunque anche se tu lo leghi alla discriminazione, ma non può essere solo l'uccisione della donna, no? Perché la vita di una donna vale quanto quella di un uomo. E quindi secondo me bisognerebbe un po' fare delle riflessioni, io spero che in Parlamento faremo delle riflessioni anche sulla proposta governativa. E in questo io non mi nascondo, lo dico, appoggio questo governo, però dove ravviso delle possibilità di miglioramenti, vedi che lo dico. E l'ho detto anche al segretario del partito. Naturalmente il nostro non è il ministro competente, quindi è chiaro che dobbiamo supportare il governo, però insomma io farò valere le ragioni della mia posizione, perché secondo me fare il reato di femminicidio significa andare incontro a una pronuncia di incostituzionalità. Allora va bene poi fare il braccio di ferro con le corti, però ecco, se poi questo porta di fatto a farsi dire che la cosa è incostituzionale, a me non sembra intelligente. Cioè, ci sono delle volte in cui critico la consulta, ma in questo caso se la consulta dicesse che il reato di femminicidio è incostituzionale, io mi troverei in grado a dirti che secondo me ha delle ragioni. Quindi fatta questa premessa, e fatta la premessa che quindi secondo me si dovrebbe agire sull'aggravante, introducendo il concetto dell'uccisione da parte dell'ex partner, perché oggi c'è soltanto da parte del partner, mentre bisognerebbe utilizzare anche il concetto di ex partner. Ti ricordi che 2 puntate fa noi, ho preso fiato, perché poi quando parliamo di questi temi sai che mi appassiono perché sono anche un legale, noi dicemmo, ti ricordi, che forse addirittura andrebbe cambiata la dicitura, cioè Sì. andrebbe messo non tanto il concetto di femminicidio, ma proprio quello dell'uccisione da parte del partner o dell'ex partner per motivi di controllo, di esercizio di potere predominante, perché poi questo è il concetto. E secondo me qua inizia a vedersi la necessità di questa riflessione, perché in questo caso obiettivamente, no, per me, io la penso come te, per me il femminicidio è non l'uccisione di una donna, è l'uccisione di una persona in quanto donna, ok? Perché Esatto. tu come partner maschile hai abusato, diciamo, del controllo su di lei, l'hai oggettivizzata e l'hai uccisa. Ma cosa succede quando lo fa un'altra donna? E diventa difficile negare che sia un femminicidio. Nello stesso tempo, qua chi è la donna delle due? Perché poi c'è un altro punto giuridico, no? Chi è la donna delle due? Allora è per questo che io dico che la soluzione giuridica, che non c'è, perché secondo me valgono le ragioni di uno e dell'altro, valgono le ragioni di chi dice no, abbiamo pensato al femminicidio solo per il caso di un uomo che facendo leva su, diciamo così, privilegi culturali di controllo sulla donna, volendone controllare la vita la uccide, ma anche ragione chi dice sì, vabbè però scusate, ma se lo fa una donna non si capisce perché dovrebbe essere diverso. Quindi secondo me la soluzione di questo sarà veramente ripensare la norma. Quando ci fu, mi pare, Milei, che disse che lui voleva eliminare il reato di femminicidio. Sì, infatti, Milei. E fu giustamente criticato, e io sono la prima che dico che non vorrebbe mai levarlo, però non levarlo non significa anche riflettere
sull'adeguatezza sociale di questo, tenuto conto che non sono solo gli uomini che uccidono, ma possono essere anche le donne, e tenuto conto che la vita di un uomo deve valere quanto quella di una donna. Quindi probabilmente il concetto di oggettivizzazione, controllo, abuso di poteri, discriminazione, dovrebbe essere declinato anche in casi diversi, non solo quelli, diciamo, tipici di un uomo che uccide una donna. Però ecco, non mi permetto di essere il verbo giuridico, cioè do degli elementi di riflessione. Questo sicuramente che è la cosa più importante, anche perché mi pare che ultimamente ci siano ben pochi spunti di riflessione, cara Laura. Stamattina, sai, leggevo un'interessante intervista al professor Ricolfi che diceva: 30 anni fa me l'aveva detto Scalfari, stiamo diventando monologhi ambulanti. È vero, quando uno diventa un monologo ambulante poi non ha più interesse nell'ascoltare le ragioni degli altri, quindi ben venga tutto questo. Ma magari diventassimo dei monologhi ambulanti, non siamo più monologhi ambulanti, non c'è neanche più persone in grado di fare un monologo, siamo tweet ambulanti, Esatto. scusami. Io dei discorsi così articolati non riesco a farli con quasi più nessuno. La gente non studia più, fa il tweet e basta, Cioè, mi rivolgo anche alla politica, ma magari sentissi discorsi così articolati, io vorrei sentire dei monologhi come i nostri. Non Ma li sento più. guarda ma guarda, è anche Non una li sento questione più. lo so, ma questa è anche una questione, diciamo così, di anime. Il problema è che i semidesti si stanno riducendo e gli altri, se tu provi a fare un discorso di questo genere, vabbè, che ti stai a fare le canne mentali su 'ste robe, qua e là, ma la vita va pigliata con più facilità, va presa con più leggerezza, ma insomma, ma che diamine, ma che qua, ma che là. Cioè, Ma mi pare invece che la ci vita sia è un complessa, disimpegno dalla la vita vita è oltre che dalla complessa, politica. sì, ma la vita è complessa, la società è complessa ed è sempre più complessa, ed è dovere dei politici e anche dei giuristi, quindi anche dei magistrati, dare un occhio a queste complessità, senza strumentalizzazioni, senza semplificazioni, senza politicizzazioni, e questo, diciamo, uno sforzo che secondo me dovremmo fare un po' tutti. Senti, faccio una deviazione dalla rassegna stampa. Pochi minuti fa l'ANSA ha battuto i primi risultati delle elezioni amministrative. Ci sono gli exit Ecco, poll più che altro. sì. Allora, comunali in corso lo spoglio, l'affluenza alle elezioni amministrative si è attestata al 54,42 su 700 sezioni scrutinate, rispetto a un totale di 2.342 sezioni, rispetto al 47,7% e 17% della tornata precedente. Lo si legge sul sito del Ministero dell'Interno. Genova, secondo l'exit poll elaborato dal consorzio Opinio Italia per la RAI, la candidata sindaca del campo progressista a Genova, Silvia Salis, è in vantaggio tra il 53 e il 57% dei voti sul candidato sindaco del centrodestra Pietro Picciocchi tra il 38 e il 42. L'exit poll è stato elaborato sulla base di campioni rappresentativi dei seggi e delle sezioni elettorali. Al terzo posto i candidati sindaco Antonella Marras, Sinistra Alternativa, e Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, entrambi tra 0,5 e 2,5. Secondo gli exit poll sempre di Opinio per la RAI, Ravenna resta al centrosinistra senza bisogno di passare dal ballottaggio. Il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni avrebbe infatti una percentuale compresa tra 61 e 65%. Nicola Grandi, Fratelli d'Italia e Forza Italia tra il 21,5 e il 25,5%. Alvaro Ancisi della Lega tra 4 e 6%. A Matera avanti Roberto Cifarelli alla guida di una coalizione riformista con una forbice tra 44,5 e 48,5. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti 31,5 35,5. Poi Domenico Bernardi 5 Stelle tra 8 e 12% e Vincenzo Santochirico Progetto Comune 6,8%. Infine Taranto, sempre exit poll Consorzio Opinio Italia per la RAI, si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti 37,41% e il candidato del centrodestra senza la Lega Luca Lazzaro 20,24%, seguito a poca distanza dal candidato civico sostenuto anche dalla Lega che non è presente col simbolo
Francesco Tacente 19,23%. Resta staccata Anna Grazia Angolano 9,13%. Sì, io che commento ti devo fare? Aspettiamo l'esito finale, perché è inutile commentare gli exit poll. Se fosse confermato questo trend non è che mi scatena l'applauso, soprattutto su Genova, che devo dire, cioè, speriamo, Certo. non lo so, aspettiamo, perché sai, poi gli exit poll non sono mai, aspettiamo. Ma infatti l'unica cosa a questo punto, più che altro gli exit poll a quest'ora, perché lo spoglio è cominciato dalle 15, gli exit poll a quest'ora sono più che altro il libro dei sogni, quindi quando avremo dei dati magari da masticare sarà diverso, quindi più tardi nel corso di Zoom saremo in grado di darvi molto probabilmente le prime proiezioni. Orbene, allora, noi andiamo avanti con la nostra discussione, sono già le 15:44, quindi a maggior ragione dobbiamo un pochettino accelerare e ti dico questo, Fanpage pubblica questo pezzo su Nicoletta Rotaru, questa 39enne di Abano Terme, che registrò l'aggressione dell'ex marito. La donna fu uccisa con una cintura dall'uomo che poi tentò di simularne il suicidio. Nella mattinata del 22 maggio, nell'aula del Tribunale di Padova, sono stati ascoltati gli audio strazianti registrati da Nicoletta Rotaru prima di morire. La donna di 39 anni fu assassinata tra l'1 e 2 agosto dall'ex marito Eric Zorzi, 43 anni, e l'omicidio fu registrato dal cellulare della vittima, che era solita tenere traccia durante la notte dei movimenti dell'uomo col quale era ancora costretta a vivere. La 39enne infatti temeva proprio l'aggressione fisica e per questo ogni notte lasciava il suo smartphone a registrare tutto. Negli audio si sente la voce di Nicoletta che allontana il 43enne. Vai via, maiale, dice prima di essere aggredita. Durante l'interrogatorio degli avvocati di parte civile, Zorzi ha dichiarato di non essersi avvicinata alla 39enne per ucciderla. Stava respingendo un mio approccio sessuale, ha dichiarato. Sapevo che mi avrebbe denunciato. Se l'avesse fatto me ne sarei andato in Inghilterra a fare il camionista. L'uomo non ha risposto alle domande degli avvocati sull'approccio sessuale rifiutato, che secondo l'accusa sarebbe stato un tentativo di violenza. Zorzi si è avvalso della facoltà di non rispondere anche quando l'avvocata Roberta Cerchiaro, che insieme a Tatiana Viglia rappresenta la sorella e mamma della vittima, gli ha chiesto come mai avesse registrato un discorso per dire alle figlie che la madre era morta. Non sapevo come dirglielo, ha provato a dire in aula, volevo riascoltarmi e correggermi. La relazione con Rotaru era iniziata nel 2005, i due si erano conosciuti su un sito online. Lui viveva a Padova, lei in Moldavia, ma dopo mesi di chat e telefonate Zorzi l'aveva raggiunta. Si erano sposati nel 2006 a Chisinau, poi erano tornati in Italia per metter su famiglia. Dopo la nascita delle due figlie, la 39enne aveva manifestato l'intenzione di andare all'università, trovare un lavoro che le piacesse e essere indipendente. Dopo i frequenti litigi col marito era stata costretta a rifugiarsi a casa della sorella e aveva chiesto la separazione dall'uomo. Stava aspettando di trovare una nuova casa per trasferirsi con le figlie e nel frattempo condivideva il tetto con colui che poi l'ha uccisa. Ecco, io veramente non ho parole. Tra l'altro l'ultimo audio dura 2 ore, ha registrato l'intera discussione nata tra i due, poi le urla e poi le frasi di supplica. Il microfono del cellulare ha anche captato alcuni rumori che, secondo la perizia, sono compatibili col trascinamento di un corpo. Una morte in diretta, verrebbe da dire. Allora, premesso che questo è il classico esempio di femminicidio, cioè un uomo che uccide una donna perché lei la rifiuta, lei lo rifiuta e lei vuole andare all'università e vuole emanciparsi economicamente. La cosa che, come in quasi tutti i femminicidi di cui ormai parliamo, mi dà i nervi, è che questa era un'altra vittima che non era in grado di poter andare via di casa, perché questo è il punto. Cioè queste sono donne che magari non denunciano perché sanno che se poi denunciano comunque devono tornare nella casa coniugale e vengono probabilmente ammazzate prima. Quindi qua c'è un tema di emancipazione economica, oltre a un tema di comunicazione, cioè queste donne dovrebbero sapere che possono trovare rifugio in case rifugio, dovrebbero sapere che possono allontanarsi. Questa addirittura alla madre, non ho capito qui,
non capisco perché non c'era la possibilità di una rete sociale che la allontanasse dal suo aguzzino, perché se tu sei costretto a registrare tutte le notti il tuo compagno, secondo me la cosa migliore è andare via di casa. Ma attenzione, non è una vittimizzazione secondaria, non è che c'era lei che doveva uscire di casa, c'era qualcuno che doveva aiutarla ad uscire di casa, che è una cosa diversa, ma la chiave rimane comunque l'emancipazione economica, cioè da una bestia così tu ti devi poter allontanare dopo un minuto. L'altra cosa che è incredibile è che un uomo pensa di poter addurre a sua discolpa il fatto che, ma sai, io l'ho ammazzata, ma non volevo ammazzarla, e che volevo di fatto stuprarla perché volevo farci sesso, ma lei non voleva, come se fosse un attenuante, mentre non ha capito che sarà un aggravante. Cioè, questo è un tema, ragazzi, veramente, cioè l'idea che un uomo pensi che la donna è un suo oggetto e quindi quando lui decide di fare sesso, la donna si deve prestare, e se ti rifiuta tu sei legittimato a sbroccare. Io trovo che qua ci siano proprio tutte le caratteristiche. Però se vogliamo vedere, diciamo, del raccapriccio ulteriore, lo vediamo in un altro caso, perché poi diciamolo, che tu fai una bellissima rassegna stampa, quindi oltre a questo caso, il caso successivo che saremo andati a trattare è quello della Cecchettin. Sì. E nel caso della Cecchettin la buona notizia è che la procura ha impugnato la sentenza. La decisione della Corte che noi avevamo, del giudice giudicante, che avevamo fortemente criticato, che ha negato all'assassino della Cecchettin la crudeltà, l'atto di crudeltà, parlando di inesperienza, che è una cosa veramente che siamo a dei livelli, secondo me, di utilizzo di wording, come si dice, quindi di definizione veramente vergognosa, lasciamelo dire, vergognosa, e anche quello della crudeltà e poi anche di altre aggravanti. Ma voglio dire, la crudeltà, il giudice dice non c'era crudeltà perché non ha infierito sul corpo, ma ha degli atti persecutori, non ha infierito sul corpo, ma visto che era inesperto poco accoltellava a caso. Beh, forse tutte quelle diciamo coltellate denotano invece un intento di crudeltà e di infierimento, quindi la procura giustamente ha impugnato la sentenza, perché qua ci sono dei passi culturali da fare, come diciamo, anche quando si scrivono le sentenze. Io non so se la procura vincerà o non vincerà con questa impugnativa, secondo me la dovrebbe vincere perché la crudeltà c'è stata, ma poniamo pure che si ravvisi di nuovo che la crudeltà non c'è stata, non puoi esprimerti col era inesperienza, perché non puoi dire la parola inesperienza di fronte a un assassino di una donna, non puoi utilizzarla, di che ha colpito alla cieca cercando di uccidere, ma non puoi dire inesperto, cioè è una cosa veramente assurda. Quindi l'impugnativa va bene anche solo per il linguaggio che è stato utilizzato. Poi detto questo, io spero che i giudici vogliano ravvisare la crudeltà e soprattutto gli atti persecutori, che questi sono stati negati da un soggetto che controllava la vita della Cecchettin in ogni ambito. Quindi ecco, io in questo caso tifo procura. È poco ma sicuro, non si può non tifare per la procura, a maggior ragione che ha fatto benissimo a impugnare questa cosa. Senti, anche se non è un femminicidio, o meglio, la verità processuale dice che cioè ci permetterebbe di pensare che sia stato un femminicidio. Io onestamente ho scelto di non trattare più Garlasco nella rassegna stampa al mattino, perché mi pare che qui ci siano più illazioni che altro. Tu che ne pensi di tutta 'sta vicenda? Ma anche qui io mi ricordo che l'anno scorso facevo una puntata in cui tu spiegasti molto bene come su certi casi, senza rispetto né delle vittime, né degli affetti, né delle persone coinvolte, la morbosità giornalistica prevalga. E secondo me questo è un caso. Cioè io trovo che bisognerebbe fare tutti silenzio, lasciar lavorare gli inquirenti, sapendo benissimo che comunque vada a finire questa storia è comunque un fallimento incredibile per l'apparato giudiziario, perché se avessero ragione le nuove indagini l'apparato giudiziario avrebbe condannato un innocente e questo sarebbe gravissimo. Se le indagini dovessero invece portare a nulla e confermare la condanna, l'apparato giudiziario comunque farebbe una figura incredibile, perché di fatto sono stati condannati adesso mediaticamente altre persone che non c'entrano nulla. Quindi comunque vada, questo è un gran casino, diciamolo, è un gran fallimento dell'apparato di giustizia, ma io penso che sia anche una mancanza
di tatto certo tipo di giornalismo, guarda, voglio arrivare a dirti un po' quasi tutti quelli che lo trattano, perché io capisco le testate specializzate, i talk show dove effettivamente si tratta solo di questi casi e anche con avvocati, forensi, periti e vabbè. Ma vedere che ogni talk politico che tu apri in questi giorni, ogni talk politico, si parli del diritto di Garlasco, io lo trovo abbastanza triste, perché io non oso pensare la madre, il padre della Poggi che non possono più, cioè ascolteranno il telegiornale e poi spegneranno la TV, perché non fa riaffiorare troppe cose e insomma c'è una morbosità diffusa, quindi questo, che dirti, non lo so, ognuno ha la sua coscienza, ognuno ha la sua etica, probabilmente la regola dello share talvolta prevale, però ecco, posso dire che a me non piace. Posso dirti che anch'io sono d'accordo con te. La cosa più drammatica è che io già pregusto, anzi pavento, tutti questi show estivi in cui non faranno altro che parlare di Garlasco tutta l'estate. Tutta l'estate col caldo a 40 gradi, anziché raccontarci qualsiasi altra cosa, continueranno a parlare di Stasi, di Sempio, della morta, della povera Chiara, di questo, di quello, delle K e di tutte 'ste robe qua. E Ecco, poi io scusa, veramente non. scusami, volevo fare un'osservazione che mi è venuta ascoltandoti. Poi hai notato che c'è particolare morbosità quando le vittime sono delle ragazze, Sì, magari giovani, magari carine. sì, Questa cosa è ancora più raccapricciante del raccapriccio. Cioè, io non ho mai visto tutta sta morbosità di analisi quando, non so, viene ucciso un uomo, magari anche un po', diciamo, non troppo piacente. Invece qua, no? La presenza di questa ragazza molto graziosa, le cugine graziose, vedo un accanimento di morbosità quando ci sono delle donne coinvolte, no? sì è vero. Mi viene in mente anche quando l'uccisione del piccolo ragazzo, il bambino, no? Di Cogne. Questa Sì, madre che comunque Samuele, era una donna che aveva una certa presa scenica e la quindi no, e Franzoni. ecco, c'è anche questo aspetto secondo me che è un retaggio culturale. Sì, è vero, decisamente, ma poi E sai, è non solo anche italiano, non solo italiano, non si no, no. contano i true crime americani, dove se la vittima è una cheerleader bionda e carina, ne fanno puntate, eccetera. Io questo lo trovo un mercato veramente irrispettoso delle vittime e dei parenti delle vittime. Esatto, e soprattutto è irrispettoso dei parenti delle vittime, perché a me di sapere dell'intervista della madre di Alberto Stasi o della madre di Sempio, francamente non credo che aggiunga qualcosa alla vicenda. Questo è l'ennesimo caso, come è stata Vetrana, come è stato Cogni, appunto, di pornografia sociale di massa. Aggiungerei anche un'altra cosa. Sostanzialmente in realtà non c'è nessuna notizia su Garlasco. Semplicemente c'è una possibile impronta che potrebbe essere l'impronta, ma stiamo parlando di supposizioni che devono essere suffragate da perizie e controperizie. Per cui non c'è assolutamente nessuna novità in realtà su Garlasco. E poi torno a ripetere, adesso viene fuori, ma con la tecnologia di ora noi possiamo avere dei risultati più benissimo. Io vorrei fare presente questo: nel 2007 questo era un gruppo di diciottenni, oggi sono un gruppo di quarantenni. Metti che tra 20 anni viene scoperto un nuovo procedimento che è in grado di dare le risposte più adeguate, con una certezza dell'85, 90, 95%. Che facciamo? Riapriamo di nuovo il caso di Garlasco? E così a Ma della su gente che ormai questo sarà sessantenne, forse nonno, forse con dei nipoti, li rimettiamo di nuovo a tritare nel tritacarne della giustizia, ma tu così gli rovini la vita a uno. sì, però io su questo mi distanzio un po', nel senso che secondo me se ci sono nuove procedure ci sta, perché la ricerca della verità va sempre ricercata, però non mi risulta che ci siano nuove procedure intervenute nel frattempo sulla lettura delle impronte. Cioè a me Appunto. sembra che qui si stia più mettendo in discussione l'affidabilità delle precedenti indagini.
Ora ripeto, io non so se furono fatte male prima e sono fatte bene adesso, se sono fatte male adesso e sono fatte male prima, ma comunque finiscano è un fallimento dell'apparato giudiziario, perché comunque qualcuno ha sbagliato. E questo è il punto. Ha sbagliato Appunto. anche laddove si dicesse che viene confermata una condanna e se ne aggiungono altre, perché non è che ci sono nuove possibilità di esame delle impronte. E sul DNA ti do ragione, ma sulle impronte no, non è cambiato niente nella procedura forense. Quindi non c'è neanche questo aspetto in questo caso, secondo me. Esattamente. Laura, noi dobbiamo chiudere perché l'orologio ci corre appresso. Io ti voglio ringraziare, ci diamo appuntamento al 9 Io di ringrazio te. al 2 giugno perché il 2 Sì. giugno comunque faremo una puntata anticipata dell'altra metà della radio, va bene? Benissimo, fantastico. Grazie a tutti e grazie anche a chi ha chiamato. Grazie a te, ci salutiamo con Giorgia, come saprei, del 1995. Se avete voglia con Zoom, a più tardi. Grazie a tutti. Come saprei capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi? Io ci arriverei nel profondo dentro te, nei silenzi tuoi, emozionando sempre più. Come saprei stupire l'uomo che sei quando stai lì e non sai che voli prendere. Come saprei. Avete ascoltato l'altra metà della radio.